Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Questa è una delle mie chiese preferite. Siamo a Cittanova in provincia di Venezia. Storicamente parlando è una città molto molto importante, non mi dilungherò sulla storia. E ti volevo far notare, questo vale un po' per tutte le cose, come basta poco per rovinare tutto. Guarda, una chiesa così bella, basta mettere due madonnette del cazzo là luminose e i tubi con le scatole elettriche che passano la facciata. Guarda come hai rovinato tutto. C'è uno splendore di chiesa del genere, rovinata così da, almeno non so, rivernizzatelo un po', color terra di Siena, color ocra, in modo da mimetizzare un po' con i mattoni. No, niente proprio. Questo vuol dire sbattersi nel cazzo. E poi i risultati sono questi. But your house on for sale, did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a thing. I hope you find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping anywhere. Su il CP che corre, si è fatta 2 file di vigneti e adesso va a fare il fax. Il CP che corre significa una cosa sola, che è guarita e sta bene, porca miseria. Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your gentle head and the way you like the dress. I want you to come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come over, Valerie? Allora, fuori ci sono 20 gradi, qui dentro ce ne sono 33, quindi mi correggo. Il cane che alita non alza 10 gradi, ma ne alza 13. Faccio cosa ho imparato a fare il CP. Adesso non so se lo rifà perché l'ha fatto prima, ma lo fa tutti i giorni. Qualcuno che alza le gambe davanti vuole le pappe? Ah! Eccola là, con le 2 zampe. Il CP ha le sue mode, ogni anno se ne inventa una. Nuovo arrivo in versione nera e gialla, tanto per cambiare nel senso che può cambiare sul serio. Di solito il mio logo o è rosso o è blu. E poi scusa, visto che costano un botto le magliette Ducati, me le sono fatte, porca miseria, uguali alle originali, cazzo. Come qualità magari assolutamente no, però come grafica sì. Oh, guarda Giacomo come ti controlla il gatto, ah? Guarda che robe, se fai bene, guarda che misteri, controlla. Peccato che non possa mettere le zampe dietro la schiena. Ugan. Vediamo se dopo essere sopravvissuti abbiamo voglia anche di inseguire Palina. Palina, Emi? Palina? Ciao Palina! Ah sì, grande CP, grande CP. Allora, ma io il caso è fare a CP Dance che non sa ancora sarà perfettamente il discorso là. Emi, che presto pa CP Dance. Ah, che tipa, Dio caro. È venuta a trovarti tua amica? Sei contenta? Sì, è mezzo giocato, sì, so, sei stanca adesso. Perché vede la limonare qua avanti? Guarda, che elementi, guarda. Io smetto che ho il culo. Basta. No. Ma tu guarda, stanno costruendo un'area camper col carico e scarico qui nel parcheggio di siamo a 90 di Piave del campo da rugby, dove veniva a Singano una volta a ubriacarsi, esatto, sì, non giocare a rugby. Il chioschetto più avanti, so giocare a rugby, fa caldo. 28 luglio
2023. Miller non è arrivato in ritardo. No, ti faccio una... non so, Yuri, perché dov'è che deve il bagno le donne degli uomini? Non lo capisco. Donne a sinistra, uomini a destra. Sei sicuro? Sì, sì. Ok. Sì, no, ma te ne porti sempre a mangiare? Sì. Comunque pensa che questo è il primo all you can eat italiano. Ciao. Ragazzi, da tanto volevamo venire qua in questo all you can eat italiano. Guarda, merita, cos'è? 22-23 euro a testa. Ultra merita. Adesso stiamo passando gli antipastini. Tutti i frutti a San Nonà di Piave, 90 per precisione, 90 al piatto. E oltre a all you can eat è anche all you want tocciare dal piatto di Matteo. Matteo, praticamente ti insegno, ti spiego. Tu devi prendere il tuo formaggio, ok? Poi lo tocci nella tua mostarda, ok? E dopo ho trovato il mio ristorante. Adesso basta perché non è che posso fare un video del mica mani. Guarda ragazzo, aspetta che sposto musica. Sai che non mi pagano, non mi paga YouTube, non mi paga nessuno. Il posto, ti devo dire, veramente merita, però sai, è un discorso che abbiamo affrontato più volte. Ti dirò, da ex barman, da ex cameriere, quando uno vuole una serata spensierata, una serata felice, l'ho sentito dire tantissime volte, non è tanto importante cosa va a mangiare, cosa va a bere, testimone quel frontoio in Toscana dove abbiamo mangiato di merda, ma siamo stati benissimo, perché appunto è l'atmosfera e il personale che cambiano tutto, che ribaltano il risultato, ok? E qua devo dire che veramente le cameriere, non per essere sessista, però insomma, con tutto il rispetto, bravo il cameriere, ok, per carità, però veramente le cameriere sono state molto simpatiche. Simpatico non vuol dire divertente, ma vuol dire empatico, ok, vuol dire compiacente, vuol dire che si collega, ok, con il cliente e fa passare al cliente veramente una bellissima serata. È stata una bellissima serata, veramente. Come quella volta lì a quel pub, ricordi quel pub lì a Treviso che è quello che dicono che è il miglior pub d'Italia. Anche lì veramente io uno dei ricordi più belli che ho è stata la disponibilità e la simpatia delle cameriere, porca miseria. Questo cosa vuol dire? È un po' di input a tutti, andiamo oltre il mestiere della ristorazione, parliamo proprio di qualsiasi professione e questo ti fa capire quanto il saper porsi con il cliente, spesso e volentieri, per carità non sempre, è cruciale, è veramente cruciale. Non so se l'ho già detto, CP, sto parlando con te. E praticamente io con i miei amici, cioè ci sto bene non tanto perché mi diverto, capisci CP, ma perché mi sento a mio agio. Cioè mi sento a mio agio dice tutto. Tipo CP, anche con te mi sento a mio agio. A parte quanto scoreggi che qua sembra una camera a gas, però a parte quei momenti, con te mi sento a mio agio. Cioè non è che mi diverto, succede qualcosa di eclatante. Mi sento semplicemente a mio agio. È una cosa che secondo me pochi osservano. Però, attenzione, è molto molto importante. Se posso decriptare un attimo il mi sento a mio agio, aspetta che intanto serve le tende, se no mi vede qua tega fuori di sera mentre che dorme, non è il massimo. Il mi sento a mio agio è il provo benessere al di fuori della maschera che indosso, ok? Il provo benessere nel sentirmi me stesso, nel vivere la mia essenza, la mia realtà, la mia naturalità, hai capito? Questo significa il sentirsi a proprio agio, per quello io la reputo una cosa importante. Fagli vedere CP, l'asteroide biscotto che cade nel pianeta CP, fagli vedere, dai vai. Aspetta che inquadri l'asteroide. Ecco, è finito, cioè è venuto qua per ascoltare l'organo e ha finito. Allora Ciano, saluta Ciano. Ciao Ciano. C'è sura Ciano. Urco cavamolo io. Uccio, si intriga. Uccio, guarda.
festa campestre di Vidulis, ragazzo. Ringraziamo la gentile organizzazione anche qui in video perché ci dispongono del cavo della corrente per il CP che sta sotto clima, che poretta dopo il post operazione, beh sapete già tutta la storia, non è che può stare al caldo, all'aperto eccetera, è ancora un po' aperta. Dove vai? Vai con zio Marco o sei con noi? Ah cazzo, c'ho le scarpette da fiume che ce le ho e non le ho portate. Ah! Ghiacciatissima! Ah, c'è la corrente forte. Ah, che refrigerio ragazzi, che refrigerio. È bellissimo. Mi piace tanto il Friuli, tu lo sai, te l'ho già detto tante volte. È una delle mie regioni preferite. Al primo posto ci ragionavo, non perché ci abito, ma secondo me il Veneto è la migliore regione d'Italia, secondo me, che sembra che sia di parte. Perché nel Veneto abbiamo i Dolomiti, abbiamo delle montagne bellissime, le colline, abbiamo tanti quei patrimoni UNESCO da far schifo, abbiamo il mare che non è assolutamente quel granché, ma intanto ce l'abbiamo, e d'inverno, attenzione, d'inverno è bellissimo il mare da noi, porca puttana, abbiamo di quelle spiagge stupende d'inverno, abbiamo delle città stupende, non so, cioè ci sono, no, abbiamo, se no appunto iniziamo a essere un po' di parte, come preaccennavo. Sì, quindi tu dici Marco che quella ha la tega fuori? No, ha detto Francesco, non l'ho detto io. Perché io non vedo, ma è anche maschio, cioè non mi interessa starla a guardare. C'è una Ma... tega di una femmina? No, ma nel senso, ma era per così, per curiosità, anche per il pubblico. È il contenitore della Van Life, guarda che c'è scritto, leggi, Van Life qua. Andare tipo in qualche lago. Oh, mazza te se vuoi fare in spagnolo. Tutti i posti dove... Occhio, i baci che si sveglia. I miei amici vogliono sempre fare la Van Life e non vengono via in bicicletta. E poi fai diete. Io carve metteria in conto tutte le rotture ai coglioni che vi fai ogni volta per venire via in bici. Porca troia. Altro il dottor non sbaravan là. Porca troia, guarda che organizzazione ragazzo, pagina, guarda. Porco can, perché è a fare a Parigi Dakar? Io se no io via col can. D'Orecchione? Io no, non è da Recchione, è una bici al supermercato, è 30 anni fa. Ci volevo, non so, ci tenevo non so perché a dire che quello è un pompino, vedi? Che serve per gonfiare le gomme delle bici. C'è proprio il suo nome tecnico, non è né un vezzeggiativo né un alternativo al nome, cioè si chiama pompino, ok? Come il bocchino è quello che attacchi alle sigarette per fumare, ok? Mi dia un bocchino, stiamo così, Dio caro, cioè vedi quante volte ne abbiamo parlato, la volgarità sta nelle orecchie di chi ascolta. Se ti può interessare nel senso che la fai anche tu, noi stiamo facendo la ciclabile, ci siamo creati noi il percorso su Comot, ma in sostanza segui sempre le sponde del fiume, ok, le rive del fiume, da Vidulis verso il castello di Ragogna. È una cosa veramente bellissima, in più ti consiglio di portarti un materassino e fare il monaco, guarda che figata! E io ho le bike, Sì, ok, certo può essere impegnativo a luglio, però è simpaticissimo, veramente simpatico. Che forti le spiaggette qua, ragazzo. Ah, fantastico. Una bella fresca! Te t'ha bagnato i capelli, Ah, ecco, anche, no, è anche molto sfocato, Marco. Molto sfocato il bordo. Vabbè, prova interna, grandangolare, 4K 60 frame, effettivamente sfoca tantissimo poi i bordi. Prova interna, tutta un'altra roba, no, come qualità è tutta un'altra roba. Vedi le venature della pianta, no, non esiste. Ciao tu Matteo. Devo fare casini a signora? No, ma no, salsicce, un po' di costa, tanta birra, tanta. Lo pigettoni che fai? Tutte le robe belle non le riprendo mai, ma va bene così, così è la vita. Vai Ciano! Mi fa il basso, proprio quel ciuso.
quanta merda, merda di qua, merda di là, vedi quanta merda e la fai la sala, e arriva Yuri, Yuri Bertoldero, arriva Yuri, Yuri Bertoldero, e arriva Yuri, Yuri Bertoldero, gli fa un cambio intero e la fai la sala. Cioè, sta piovendo leggermente, appena appena. Un pochino. E ormai... perché mi metto Cioè, questo? per far l'amaretto, cioè tu devi metterti là a cucinarlo a 90 gradi, guardati se uno per far l'amaro là sta là con le gambe aperte, ma un'altra è nuova. Oh caro, quando stai risparmiai di droga, guarda la dupetta, aspetta che ti zappo caldogno. Eccolo, ecco che inizia, eccolo, è lui, eccolo! Lo sapevo! I've been